La viticoltura è un settore chiave dell'agricoltura regionale che è cresciuto negli ultimi anni e conta circa 30.000 ettari. La vite tuttavia non è immune da nuove malattie, tra cui la flavescenza dorata è una delle più aggressive. La flavescenza dorata è una malattia endemica portata in regione dallo Scaphoideus titanus, un insetto monofago su vite originario del Nord America, vettore del fitoplasma. I fitoplasmi, causa di diverse malattie, sono organismi procarioti simili ai batteri. Vivono nel sistema vascolare di molte specie di piante e provocano l'alterazione del flusso linfatico floematico, causa del deperimento delle piante più sensibili. I giallumi della vite si manifestano sulle parti verdi della pianta. Le piante infette possono manifestare sintomi localizzati in singole porzioni o generalizzati a tutta la chioma. I sintomi precoci sono in genere causati dalla flavescenza dorata, mentre la comparsa tardiva è per lo più determinata dal legno nero, un fitoplasma meno contagioso. I sintomi precoci compromettono lo sviluppo della vite. I germogli presentano uno sviluppo ridotto con internodi raccorciati e andamento a zigzag. La colorazione dei tessuti malati è più scura e opaca rispetto ai germogli sani. La pianta dopo la fioritura rimane verde fino a fine stagione con consistenza elastica e gommosa e portamento cadente e presenta mancanza di lignificazione in tutto o in parte. Le foglie ingialliscono, si arrossano a settori, compaiono pustule scure nella porzione basale del germoglio, più o meno evidenti a seconda della varietà, e ci può essere anche una caduta precoce delle foglie. Nella stagione invernale i tralci non lignificati si scuriscono e disseccano con il gelo. Si hanno disseccamenti dei grappolini sia in pre che in post fioritura e quindi le perdite produttive possono essere ingenti se la percentuale di viti sintomatiche nel vigneto è elevata. È estremamente importante distinguere i sintomi della flavescenza dorata da quelli del virus dell'accartocciamento fogliare, che si manifesta con arrossamenti, varietà bacca rossa o ingiallimenti, varietà bacca bianca. Altri sintomi sono dovuti a carenze di potassio, di magnesio e ferro, danni da patogeni, danni meccanici causati da insetti come la ceresa. I tecnici dell'ERSA, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, sono sempre disponibili a sciogliere ogni possibile dubbio sulle diverse malattie, facendo anche dei sopralluoghi specifici. La lotta alla flavescenza dorata in Italia è obbligatoria dal 2000. L'ERSA ha il compito di monitorare l'andamento della malattia controllando ogni vite dei campi madre e sottoponendo ad analisi le foglie delle viti sintomatiche. Ed in caso di positività ha il dovere di contenere l'epidemia vietando la raccolta del materiale di propagazione. La diffusione della malattia, invece, è molto alta attraverso materiale vegetativo infetto per l'azione degli insetti o per l'opera dell'uomo. Queste osservazioni sono alla base della strategia di prevenzione e intervento adottata da ERSA in collaborazione con i viticoltori. Nello specifico, l'estirpo immediato delle viti con sintomi durante tutta la stagione vegetativa, la lotta contro l'insetto vettore con 2 trattamenti, il primo alla fine della fioritura ed il secondo a fine giugno, inizio luglio, a seconda della molecola insetticida e degli insetti presenti. La pulizia delle viti in selvatichite nate negli spazi incolti e nelle siepi, l'estirpo di vigneti abbandonati non più gestiti agronomicamente e fitosanitariamente da più di un anno, l'utilizzo di materiale vivaistico controllato. Collaboriamo insieme per sconfiggere la malattia. Avvisiamo i tecnici dell'ERSA appena notiamo i primi sintomi dell'infezione. Effettuiamo periodicamente la pulizia degli spazi incolti e delle siepi. Non lasciamo la malattia libera di diffondersi in modo incontrollato. Così facendo preveniamo situazioni di non ritorno che causano gravi danni economici e ripercussioni anche di natura penale per le aziende, danneggiando non solo i singoli ma l'intero comprensorio vitivinicolo regionale. Per informazioni o segnalazioni chiama subito il numero dell'ERSA oppure visita il sito www.ersa.fvg.it.